Buonasera. Allora, Presidente, all'inizio di questa trasmissione noi abbiamo mandato le dichiarazioni che lei, insomma, in maniera emotivamente piuttosto coinvolta... No, ero tranquillissimo, dottor Vespa. Ecco, non sono coinvolto emotivamente in nulla. Sì, però si è molto discusso di quella battuta sul Capo dello Stato, Napolitano si sa da che parte sta, il Quirinale ha replicato dicendo sta dalla parte della Costituzione, lei ha controreplicato, non mi interessa quello che fa Napolitano. Insomma, c'è stata stasera una piccola crisi istituzionale in conseguenza del verdetto della consulta? Io ho detto quello che penso e secondo me qual è la situazione, per cui non ho nulla da modificare rispetto alle mie dichiarazioni che potrebbero anche essere più esplicite e anche più dirette, per cui mi rimango a quello che ho detto e questa è la situazione, punto e basta. La consulta si è contraddetta rispetto al voto di alcuni anni fa, aveva eccepito 4 punti di cambiamento di una legge che era stata respinta e proprio per questi 4 punti il Parlamento si è applicato, ha lavorato a lungo, commissioni e aule e ha modificato questi 4 punti secondo le richieste della consulta che, trovandosi di nuovo a dover giudicare, ha eccepito la incostituzionalità della legge che l'altra volta non era stata eccepita. Quindi da qui si ricava quello che ho sempre pensato della consulta: non è un organo di garanzia, è un organo politico in cui purtroppo per la successione di 3 presidenti della Repubblica di sinistra si sono nominati tutti giudici di sinistra e oggi la Corte Costituzionale è occupata e dominata da 11 giudici di sinistra, da 4 giudici che non sono di sinistra e quindi non c'è nessuna speranza di vedere che le decisioni della Corte siano decisioni autonome che rispettino l'oggettività dei dati, ma sono decisioni politiche come in questo caso. Presidente, ma che c'entra il Presidente della Repubblica con tutto questo? Il Presidente della Repubblica aveva garantito con la sua firma che questa legge sarebbe stata approvata anche nei comportamenti successivi e quindi, dato la sua notoria influenza sui giudici di sinistra, sul giudice che ha nominato lui, bastava che il Capo dello Stato intervenisse con la sua nota influenza di tutti i capi dello Stato, i componenti della Corte, e ci sarebbe stato uno spostamento di quei 2 voti che avrebbero fatto passare questa legge. Senta Presidente, prima di... Sento parlare la signora Rosy Binti? Sì, dice che è gravissimo quello che lei sta dicendo. È sempre più bella che intelligente. No, la prego, Presidente, la prego. No, non mi preghi, ma io dico, mi sono stancato di essere cortese con persone che sono sempre scortesi con me. Quindi, signora Rosy, non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce. Sono una donna che non è a sua disposizione e ritengo molto grave La prego, le vi affermazioni prego. che lei questa sera ha fatto. Va bene, lei la pensa così, gli italiani, lei vedrà che gli italiani la pensano in una maniera diversissima da lei, va bene? Presidente, mi scusi, quali saranno le conseguenze politiche di questo Il governo va avanti a governare, abbiamo governato 5 anni dal 2001 al 2006 senza che ci fosse nessun lodo, la minoranza organizzata dei giudici di sinistra che usa la giustizia a fini di lotta politica continuerà a farlo, ci sono 2 processi in corso a Milano che riguardano anche il Presidente del Consiglio, cioè il sottoscritto, che sono semplicemente 2 farse. Io non solo andrò in tribunale a presentare le mie difese, ma andrò in radio, sui giornali, in televisione e esporrò agli italiani la sostanza di questi processi. Voglio vedere se poi ci sarà un collegio come quello che ha giudicato precedentemente il signor Mills, formato tutto da giudici di estrema sinistra che sono scesi in piazza con i cartelli contro il governo, che hanno firmato le dichiarazioni contro il governo, che avranno di fronte agli italiani il coraggio di emettere una sentenza contro la realtà delle cose. Quindi sono deciso, vado avanti, non sono emotivamente coinvolto perché io sono sempre così come sto parlando adesso, forse mi sono stancato di non dire la verità delle cose come mi appare. E siccome noi siamo in una situazione in cui abbiamo
questa minoranza organizzata di giudici di sinistra che usa la giustizia per fare lotta politica, una maggioranza della stampa di sinistra con a capo Repubblica che vediamo come si comporta, una trasmissione, una RAI che ha, eccetto quella del signor Vespa, tutti gli altri trasmissioni di approfondimento che sono di sinistra, che vanno contro il governo, che fanno processi al governo e alla maggioranza, più tutta la satira che è tutta contro il governo, più un capo dello Stato che è espressione di una vecchia maggioranza di sinistra che aveva anche ottenuto la maggioranza con quei 26.000 voti che noi abbiamo con ragione contestati, e oggi quindi è con una Corte che non è più organo di garanzia ma è organo politico dominato dalla sinistra. Dico, noi abbiamo il diritto di dire questo agli italiani, che sappiano che per fortuna ci siamo noi. Qualcuno ha detto, e io ho ripreso la cosa, meno male che Silvio c'è, perché noi non permetteremo a questa sinistra di prevalere, non permetteremo che ribalti il risultato del voto, che sovverta il volere degli elettori, e quindi noi continueremo a governare il Paese con la serenità di sempre, senza lasciarci assolutamente mettere in timore da questa sinistra che si comporta usando queste armi che secondo me non fanno parte di una vera democrazia. In una democrazia il parere degli elettori, il voto degli elettori si rispetta, il governo e la maggioranza governano per gli anni di una legislatura che sono 5, non c'è nessun diritto da parte della sinistra di pretendere che un governo lasci contro una maggioranza di elettori che ha confermato le successive occasioni elettorali, Sicilia, Roma, Abruzzo, Sardegna, elezioni europee, elezioni amministrative, di sostenere questo governo. Una domanda... Noi governeremo da qui in avanti per tutti gli anni che restano, senza farci intimidire da questa sinistra prepotente che attacca con armi che non sono della democrazia chi è stato regolarmente eletto, democraticamente eletto dalla maggioranza degli italiani, e ha oggi il 70% del gradimento degli italiani. Presidente, Riccardo Barenghi della Stampa vorrebbe fare una domanda. Buonasera Presidente, mi scusi, da questo discorso che ha fatto in questo momento e anche dalle dichiarazioni che ha fatto precedentemente e anche da altre cose che ha detto in questi giorni, mi pare di capire che lei veda attorno a sé una sorta di quello che è stato chiamato un complotto ordito da magistrati che sono quasi tutti comunisti, giornali non ho detto sono... che sono... Ah no? non mi faccio dire quello che non ho detto, come al solito, Presidente, come mi al faccia solito. finire la domanda. Allora, poi mi io ho risponderà. detto che una minoranza, io ho grande fiducia nella maggioranza dei giudici, una minoranza sì, organizzata. Ho capito che è una minoranza, e lo so che è una minoranza. Allora, però dicevo, questa minoranza che ha, diciamo, adepti un po' dappertutto, nella magistratura, nella Corte Costituzionale, nella politica, nei giornali, nella RAI e non so dove altro, in qualche altro forse anche nello sport. Ecco, allora tutta questa cosa, diciamo, mi pare che la preoccupi molto e non mi preoccupa mi pare molto, di sì, che devo continuare a governare senza tenere conto di tutte le azioni che questa mettono in campo contro il governo. Sentiamo però la domanda. La domanda è questa, io vorrei capire, visto quello che è stato detto in questi giorni, anche da quello che ha detto lei, se è vero questa cosa, io non penso che ci sia, ma se è vero questa cosa, come intende reagire? Vorrebbe andare a delle nuove elezioni anticipate per poter avere una maggioranza le elezioni ci più sono forte? State, gli italiani hanno eletto una maggioranza, hanno confermato in tutte le successive elezioni il loro sostegno a questa maggioranza, è un sostegno che è stato aumentato, il Presidente del Consiglio gode del 68,7% di fiducia da parte del popolo italiano, quindi noi andiamo avanti a governare e a essere maggioranza in Parlamento come si fa in una democrazia. Casini voleva chiedergli una cosa. No, io vorrei puntualizzare una cosa, che io ho sentito le dichiarazioni di Bersani, ho sentito quelle di Bildi stasera e so quello che ho detto io. Nessuno ha chiesto le dimissioni del Presidente del Consiglio. Tutti. Vabbè, lasciamo perdere Di Pietro. Scusa, Di Pietro, come parlate Di Pietro? Che qualcuno abbia chiesto Scusate un secondo, sentiamo almeno di Ministro. Uno per Di Pietro con me non c'è niente a che vedere. Si sono alleati, hanno presentato la coalizione insieme al vostro. Capisco che Ministro, questa sera tu sia un po' triste perché hanno bocciato la legge, ma non scusa, la prego.